di 24 ore preso di mira un locale sul Terraglio, il gestore chiede più controlli e spera di non dover arrivare a dormire all'interno del suo locale. Un giovane di 90 di Piave è stato arrestato per la rapina avvenuta ai danni di un 24enne la notte di Capodanno a San Donà. I carabinieri lo hanno rintracciato a meno di 1 chilometro. Le intercettazioni rivelate dalla trasmissione Report sono l'ultimo atto di un conflitto scoppiato 2 anni fa tra il presidente del Veneto Luca Zaia e il professor Andrea Crisanti, che si è dimesso dall'università. Il patriarca Monsignor Moraglia ha presieduto nella cattedrale di San Marco la messa di suffragio per il Papa Emerito Benedetto XVI, citando le parole che pronunciò a Venezia. Durante le feste riparte il turismo a Venezia, il bilancio dei commercianti di San Marco però è negativo, visitatori mordi e fuggi, la qualità è scarsa. Grido d'allarme dei gestori delle spiagge, in arrivo un aumento record del 25% delle concessioni per la prossima estate, il pericolo che i rincari colpiscano anche i clienti. Innovare le tradizioni è possibile anche per i roghi dei pani e vin. Legambiente Veneto lancia un appello ai sindaci perché vengano applicate politiche coraggiose su tutte le fonti dello smog. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi i titoli li avete sentito in primo piano, la cronaca, 2 spaccati in meno di 24 ore e ora la paura che si ripete ancora. È successo sul Terraglio, dove un locale è stato letteralmente preso di mira, ma anche altre attività nella stessa zona sono state visitate dai ladri e gli imprenditori chiedono più controlli. Diventa uno stress dover pensare addirittura di dormire all'interno del locale per evitare che succedano queste cose. E perché il titolare di questo locale in via Terraglio a Mestre pensi di dormire tra tavoli e cucina è presto detto. Il 31 dicembre la spaccata dei ladri che hanno sfondato una porta finestra con un tombino rubando il fondo cassa, ma 24 ore dopo i malviventi sono tornati sfondando nello stesso modo l'altra porta finestra senza però entrare. È tempo di rimettere in ordine un attimino il locale dopo che siamo stati costretti a chiudere il 2 proprio perché non riuscivamo a garantire un servizio accettabile, e questa mattina ci siamo accorti che hanno riprovato ad entrare spaccando l'altra porta finestra. Un fatto davvero inquietante che pone domande e mette preoccupazione all'imprenditore. È anche un po' un sospetto che magari non sia un dispetto, una ripicca per la denuncia che comunque abbiamo fatto. Le immagini di videosorveglianza sono state consegnate alle forze dell'ordine, sono intervenuti prima i carabinieri e poi la polizia la seconda volta. Forze dell'ordine che il gestore ringrazia ma che nello stesso tempo chiede più controlli. Alcune attività sono state visitate dai ladri qui intorno anche negli ultimi giorni. Noi sappiamo benissimo che comunque Mestre è una città che in questo periodo è difficile, sappiamo che le forze dell'ordine sono impegnate, sappiamo che hanno già il loro bel da farsi e capiamo che comunque non è semplice. Però allo stesso tempo abbiamo bisogno di essere un attimino anche più tutelati e sentirci più al sicuro. Chiediamo più attenzione, un impegno leggermente maggiore, nonostante sappiamo che comunque si stanno già dando da fare. Intanto, incassata la solidarietà sui social da decine di colleghi e cittadini, ora qui la priorità è dare una risposta ai clienti e non perdere altri giorni di lavoro. Un giovane di 90 di Piave è stato arrestato per la rapina avvenuta ai danni di una 24enne la notte di Capodanno a San Donà. I carabinieri lo hanno rintracciato a meno di 1 chilometro dal luogo del fatto. È un 26enne italiano di 90 di Piave, già aggravato da alcuni precedenti di polizia, il presunto autore della rapina commessa poco dopo le 20 della notte di Capodanno in via Aquileia a San Donà di Piave. In sella ad una bicicletta elettrica, con il volto travisato da un passamontagna e brandendo un coltello da cucina, il giovane avrebbe avvicinato una 24enne di Musile e sotto minaccia si sarebbe fatto consegnare il borsello con all'interno denaro, bancomat, documenti ed oggetti personali per poi scappare rapidamente. I carabinieri l'hanno arrestato la notte stessa grazie all'immediata chiamata al 112 di una passante che aveva soccorso la vittima e alle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza. Il giovane è stato rintracciato e arrestato con l'accusa di rapina aggravata a meno di 1 chilometro dal luogo del fatto.
Continuano anche durante le festività natalizie i controlli dei carabinieri tra via Piave e la periferia di Marghera. Un extracomunitario già noto alle forze dell'ordine è stato rintracciato in un casolare abbandonato ed espulso. Salgono a 11 gli extracomunitari irregolari individuati ed espulsi negli ultimi mesi durante i controlli che i carabinieri stanno svolgendo a Mestre, in particolare nella zona di via Piave. Controlli che, seguendo i movimenti dei soggetti di interesse, si sono oramai estesi stabilmente anche nell'area di Marghera. E proprio durante un'ispezione in un casolare abbandonato nella periferia di Marghera è stato rintracciato un altro extracomunitario già noto alle forze dell'ordine per episodi del recente passato non in regola con i documenti di soggiorno. È così immediatamente scattata l'oramai sperimentata procedura che ha consentito all'autorità amministrativa di emettere il provvedimento di espulsione dall'Italia. Al termine delle formalità di rito, infatti, l'uomo è stato accompagnato al centro di permanenza per il rimpatrio di Milano in attesa di fare rientro al paese d'origine. Vedere la faccia del potere e come viene esercitato fa orrore. Parole durissime di Andrea Crisanti dopo la messa in onda della trasmissione Report con le intercettazioni del governatore Luca Zaia. Il professore dice: in Veneto clima intimidatorio con chi non è allineato. Vedere la vera faccia del potere e come viene esercitato fa orrore. Parole di Andrea Crisanti dopo la messa in onda nella trasmissione Report di lunedì sera di un servizio sulla gestione dell'emergenza Covid in Veneto. Nel servizio erano rivelate anche le intercettazioni legate all'inchiesta avviata dalla Procura di Padova, nelle quali il governatore Luca Zaia diceva di lui: stiamo per portarlo allo schianto, durante una discussione con il direttore di Azienda Zero. Intercettazioni che per Crisanti metterebbero in evidenza il coinvolgimento diretto del governatore Zaia nell'aver orchestrato una campagna denigratoria nei suoi confronti per arrivare a un provvedimento disciplinare. Parole pesanti che il docente dimissionario dall'Università di Padova con una PEC formalizzata all'ultimo dell'anno proferisce in una serie di interviste rilasciate alla stampa veneta e nazionale. Ma quel che ha colpito maggiormente la politica regionale è questa frase di Crisanti: io penso che sia giunto il momento di farsi delle domande e denunciare il clima di intimidazione a cui in Veneto è sottoposto chiunque non sia allineato con la narrativa della regione. Ed ora invece sentiamo le parole del presidente Luca Zaia, che oggi si è recato a Cortina. Mi sono ritrovato con dirigenti attaccati, primari che mi sono trovato con di fatto l'ammutinamento di tutti i primari di microbiologia che si sono trovati non ammutinati, cioè che si sono trovati in difficoltà per le dichiarazioni, famosa dichiarazione 7 per 0 fa 0, e quindi io ho dovuto anche fare una scelta, il che però va detto che al professore non sono mai state negate le risposte, gli investimenti e tantomeno ad oggi, ieri o l'altro ieri, non so adesso che fine abbia fatto il comitato tecnico scientifico, nessuno ha mai sostituito il professore. Per me resta un valido professionista, non c'ho nulla da dire, mi spiace. E sulla vicenda si infuoca il mondo politico. Test rapidi hanno favorito la mortalità, accuse infamanti e gravissime, tuona l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin. Provo grande tristezza a vedere come, in nome del dibattito politico, si possa insistere sul concetto che le decisioni in materia di test antigenici hanno favorito la mortalità. Lo afferma in una nota l'assessore alla sanità del Veneto Manuela Lanzarin. Un'accusa infamante e gravissima, dice, più volte smentita da autorevoli studi internazionali. La strategia della Regione Veneto è testimoniata da atti pubblici, ufficiali, certificati ed accordati da tutti gli enti nazionali sanitari. È chiara, senza mezzi termini, Sonia Brescaccin, presidente della Commissione Sanità della Regione, presente ieri sera a Focus, che sul ciclone che ha travolto i test rapidi, dice: l'introduzione dei test rapidi è avvenuta in un momento in cui questi sono stati ammessi a livello nazionale e anche a livello internazionale dall'OMS, delle più importanti società scientifiche e enti scientifici che hanno riconosciuto l'efficacia e la possibilità di utilizzare questi test. Immediata la risposta di Anna Lisa Nalin, portavoce di Più Europa, che punta il dito sui test rapidi. Il presidente Zaia mostrava come bisognava appunto fare il tampone, quanto fosse facile, come tutto questo
fosse innovativo e portasse il Veneto a livelli più evoluti. In realtà l'evoluzione ci fu, ma ci fu nel numero dei decessi. È profondamente avvilente vedere che questo sforzo immane non solo viene messo in discussione, ma viene dipinto come dannoso e controproducente per la salute pubblica, continua Lanzarin. Fatti gravi, tuona invece Rachele Scarpa, deputata del Partito Democratico. Se fosse vero quello che abbiamo letto, purtroppo il torto non sarebbe stato fatto solo al professor Crisanti, ma sarebbe stato fatto a tutti quanti i cittadini veneti. Per questo presenterò un'interrogazione parlamentare per chiedere che si faccia il prima possibile chiarezza su tutta questa vicenda. Riteniamo molto grave quanto emerso nei servizi di Report, perché evidenziano la volontà da parte del presidente Zaia di danneggiare un uomo di scienza che si è sempre battuto per tutelare la salute e la vita delle persone. Lo sostiene in una nota Tiziana Basso, segretaria generale della CGIL Veneto. Dietro la rappresentazione quotidiana studiata e costruita scientificamente di un politico moderato ci sarebbe un attaccamento ossessivo al potere. Lo affermano invece in una nota la consigliera regionale di Veneto che vogliamo, Elena Ostanel, e il portavoce Carlo Cunegato e Vania Trolese a proposito dell'indagine sui presunti falsi legati ai tamponi rapidi per il Covid. Sulla vicenda interviene anche il vice premier e ministro delle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini. Inaccettabile il continuo uso distorto delle intercettazioni per fini politici. Il 2023 sarà anche l'anno della sacrosanta riforma della giustizia. Basta con sprechi, abusi e commistione fra magistratura, giornalismo e politica. Il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che giovedì concelebrerà i funerali di Papa Benedetto XVI a Roma in piazza San Pietro, nel pomeriggio ha presieduto a Venezia, nella cattedrale di San Marco, una santa messa di suffragio per il Papa emerito. Le parole pronunciate in Basilica San Marco da Papa Benedetto XVI in occasione dell'assemblea che domenica 8 maggio 2011 concludeva la sua visita pastorale a Venezia sono risuonate forti ancora oggi nel pomeriggio nella stessa cattedrale di San Marco e l'emozione è stata palpabile. A ricordarla è stato il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, presiedendo l'Eucaristia in suffragio del Papa emerito. Amata Chiesa che sei in Venezia, vai oltre. Supera e aiuta l'uomo di oggi a superare gli ostacoli dell'individualismo e del relativismo. Non lasciarti mai trarre verso il basso dalle mancanze che possono segnare le comunità cristiane. Monsignor Moraglia ha poi ricordato il Papa emerito, da cui egli stesso ricevette l'insegna del Palio, proprio dei metropoliti, il 29 giugno 2012, come figura luminosa nella sua mitezza, umiltà e forza. Oggi questo atto di culto diventa il gesto di gratitudine e riconoscenza per il prezioso e autorevole servizio reso da Joseph Ratzinger nella sua lunga vita di uomo, di teologo, di sacerdote, di vescovo e di papa. Poi la lettura in una celebrazione molto partecipata con il consigliere Reato in rappresentanza del Comune del testamento spirituale scritto da Ratzinger il 29 agosto 2006. È il giorno in cui la liturgia della Chiesa fa memoria del martirio di San Giovanni Battista, il precursore del Signore, colui che Gesù definisce il più grande tra i nati di donna e che per amore della verità e per averla testimoniata e difesa senza compromessi e timori, pagò con la vita, avendo urtato la suscettibilità, gli interessi dei poteri forti del tempo. È mancato questa mattina all'età di 92 anni l'imprenditore veneziano Lino Cazzavillan, personaggio molto noto in città, impegnato in svariati fronti a difesa di Venezia, aveva 7 alberghi, tra cui 2 dietro a Piazza San Marco, è stato presidente della Mobiliare Veneta. In queste festività natalizie Venezia ha visto soprattutto in alcuni giorni il ritorno di molte presenze turistiche. Il bilancio dei commercianti di Piazza San Marco però non è stato condizionato, è mancata la qualità, dicono.
Non è sempre vero che ad un elevato numero di presenze in città corrisponde un altrettanto positivo volume di affari. A porre l'attenzione sull'altra faccia della medaglia sono i commercianti e imprenditori di Piazza San Marco a Venezia, che per queste festività natalizie lamentano un bilancio magro e poco entusiasmante, di grande sofferenza per tutte le attività di alto livello. È mancato in città, insomma, un turismo più di qualità e con maggiore disponibilità economica. Eccoci pronti per il bilancio di queste festività natalizie che Venezia invasa, ma purtroppo dà del solito turismo mordi e fuggi, e invece il turismo di qualità si è concentrato nei 2 o 3 giorni intorno al Capodanno. Setrak Tokazyan, socio fondatore dell'associazione Piazza San Marco e profondo conoscitore della città, aggiunge alcuni dettagli. Il turismo a mordi e fuggi, insomma, non serve a molto. Tutte le attività commerciali veneziane hanno sofferto molto, perché quest'anno proprio il lavoro è stato molto blando. Purtroppo questo turismo che continua a imperversare la Venezia dalle zone limitrofe con passaggi giornalieri, purtroppo alle attività commerciali non porta niente, ma penso anche alla maggior parte della città non è di aiuto, purtroppo. Aumento record per le concessioni balneari in attesa delle gare europee che dovrebbero arrivare tra un anno. Arriva una stangata del 25%. In qualche modo era atteso, ma è l'aumento più alto mai avvenuto per il settore balneare. Parliamo del rincaro del 25,15% del canone demaniale per la concessione delle spiagge. Finora il canone minimo era pari a 2.700 euro all'anno, che ora diventano quasi 3.400. Un aumento che non arriva da indicazioni europee, ma è tutto italiano. Questo è un aumento italiano, si tratta appunto di un adeguamento Istat del monte canoni e quindi finisce per colpire alcuni territori in maniera maggiore rispetto ad altri. Il Veneto è una regione che da questo punto di vista è da tempo pronta per affrontare i futuri percorsi di evidenza pubblica. In Italia il monte canoni complessivo è di 92 milioni di euro, il 13% viene dal Veneto, che è la prima regione per gettito pagato. Di questi 15 milioni però il 95% resta a Roma e solo il 5% arriva in Veneto. Ora si temono aumenti per il cliente, dai lettini ai servizi in spiaggia. È presto per rispondere a questa domanda, faremo delle valutazioni nei prossimi mesi. Nelle ultime stagioni non si è mai verificato un incremento dei prezzi, un incremento importante dei prezzi sulla costa veneta, nonostante ad esempio il caro energie. Il 25% di aumento però è una cifra molto alta, specie per le aziende grandi. Da Cavallino Treporti a Bibione, dunque, il rischio di aumenti è forte e l'incertezza per il futuro rimane, visto che tra un anno sono previste le gare europee, sulle quali però non si conoscono né i contenuti né eventuali proroghe. Innovare le tradizioni è possibile anche per i roghi dei pane e vin, lo sostiene Legambiente Veneto, che ha lanciato un appello ai sindaci perché applichino sanzioni di innovazione omogenee e coraggiose su tutte le fonti dello smog. Sono già vaste le zone con livello di allerta rossa, mentre quelle di allerta arancione comprenderanno nei prossimi giorni praticamente tutta la pianura veneta. In questi due casi Legambiente Veneto chiede la gratuità del trasporto pubblico urbano per tutti, smart working per i dipendenti dell'ente e la transizione ecologica per gli eventi ricreativi di comunità e delle tradizioni rurali come i pani e vin. Il bagno in mare anche d'inverno non è solo una performance per il Capodanno, ma una pratica che coinvolge chi frequenta la spiaggia durante tutto l'anno. Il presidente del gruppo degli ibernisti del Lido di Venezia racconta com'è nata questa tradizione. Siamo prontissimi, quest'anno finalmente si ricomincia. Il presidente del gruppo ibernisti del Lido di Venezia, Giovanni Arciprete, racconta come è nata la passione degli ibernisti. Questa pratica è nata intorno al 1975. Il professor Luciano Frusi aveva iniziato uno studio sull'invecchiamento cellulare e aveva iniziato a fare i bagni d'inverno. Questa pratica ha fatto sì che durante l'arco invernale lui non si ammalasse. La cosa è stata seguita dal professor Giorgio Pecorai e poi dal dottor Paolo Rizzi, che sono i numeri 1, rispettivamente 1, 2 e 3.
del gruppo. Da là è cominciata l'avventura del gruppo ibernisti del Lido di Venezia. Il gruppo ibernisti Lido ha poi consegnato a Capodanno 3 roselle ai bagnanti più meritevoli. È Giampaolo Danieli, 78 anni di Castello, il veterano del gruppo, mentre gli ibernisti più distanti sono arrivati dal Canada e dall'Olanda ed è proprio un ragazzino canadese di 14 anni, il più giovane. Siamo ridotti di numero rispetto a una ventina d'anni fa, siamo un poco più di 20-25 persone attive che praticano sistematicamente il bagno invernale e poi ci sono tutti gli ex, i simpatizzanti, quelli che erano ibernisti una volta e si continua così. Più donne o più uomini? Più donne, decisamente più donne, contrariamente a tanti anni fa erano più gli uomini, adesso da un po' di anni a questa parte sono decisamente più le donne. Ed ora siamo alla rubrica Il tuo presepe. Adesso vediamo le immagini della natività realizzata dalla famiglia Bortolato di Cappella di Scorzema e non rimane che salutarvi subito dopo ovviamente le nostre previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento, mercoledì 4 gennaio con tempo stabile e clima ancora mite per la stagione. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto foschie e locali nebbie in pianura e nelle valli prealpine, specie nelle ore più fredde della giornata. Sui rilievi cielo più sereno, sarà invece prevalentemente nuvoloso per nubi basse sul resto della regione, salvo qualche locale attenuazione della copertura. Temperature stazionarie e tutto sommato gradevoli, minime tra lo 0 e gli 8 gradi, massime invece tra 10 e 13 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui cielo in genere nuvoloso, come ci mostra la grafica, ma con qualche schiarita sulla zona montana. In serata probabili foschie o nebbie su pianura e costa. Temperature stazionarie anche in questo caso, minime tra 6 e 9 gradi, massime invece sui 10-13 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà decisamente più soleggiato, qui solo con qualche locale nube bassa al primo mattino e con qualche velatura nel pomeriggio. Temperature minime intorno a 1-3 gradi, massime sui 10 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.